Io sono Paolo Villonca, sono nascito in Sardegna. Semidas, sentieri identitari nell'opera di Paolo Pillonca, 13 dicembre Villanova Monteleone, 15 dicembre a Zara, 20 dicembre Silanus. Quando bisogno stos fuori si intragna ed dai mezzo e sorros in de pesei vida potemporadas peranzola ed e fuoco a mezzodia in cui sorza quando bisogno stos fuori in s'intragna esos costazos míos dai sende vizinhos a patimento ríos e de dolu pasin si su tempus mi loghere a sa colzola mia su fuoco non mi coghere né mi infritta mi dia quando bisogno stuos fuori in s'intragna Maduro se lo cante son che vuntana fresca in sardiesca ente Giuseppe di accherrere tornare a pizzinnia su petto a ferrere a ventose traschia a ballarina con sospesi in sera che una calarina a sua intulizzera balla che in Franceschetta zio Giuseppe spanta e sa este una pisetta e su il soso sardo morde vedrà Mazzara calamità de tutto sospintore strassarvi darno di da proteghi lo sfiore Zazzara sorrebella de sos malasortados su vida aquí stella y que lo
ma tu lo sai che su una pesca in Sardia scende sempre di accarrere tornare a Pizzinnia su petto sa ferrere a vento se traschia. Benvenuti, benvenidos, welcome. La prima volta che sono venuto a Zara mi ha accompagnato Paolo. E lui mi diceva, guarda che c'è un paese dove è strano e vive già in un crocicchio un po' strano, perché lì, insomma, non è che siano tutti tranquilli da quelle parti, però quello è un paese magico, nel senso che è un paese di pace. Io mi ricordo sempre questa frase, un paese di pace in un contesto dove le disamistadi sono spesso evidenti. Eppure a Zara era da un'altra parte. Fammelo conoscere però, perché stiamo scrivendo una canzone su Zara, vorrei conoscere il paese. E così mi accompagnò in questo magnifico paese. E già da come siamo entrati, visto con la visitazione, i colori d'autunno da Zara sono un po' Van Gogh, notateli, no? Questo giallo, queste cose. E io non mi aspettavo di non aver contezza di una Sardegna di questo tipo. Io nuorese, che vivevo sempre da il monte, le cose, ma a Zara c'è una dolcezza nel termine, ma c'è una dolcezza proprio nel paesaggio. E questo non è per piaggeria, perché poi alla fine mi ha fatto anche l'onore, insieme a Paolo, di concedermi questa cittadinanza onoraria, ma quando vengo qua non solo mi ricordo Paolo, ma sono contento di vivere. E che ringraziare questo popolo, ringraziare il sindaco, l'amministrazione, quello che in genere si fa, ma soprattutto l'anima di questa gente. Grazie di esistere, come si suol dire per i grandi, no, cantanti, io lo dico per un paese, grazie di esistere. Oggi vuole essere un ricordo di un amico personale, ma amico di tutti, di un grande uomo di cultura, di un grande poeta, di un grande giornalista, ma è un uomo a tutto tondo, per cui è difficile parlarne di Paolo. Oggi ci saranno vari aspetti che verranno esaminati e lo farà soprattutto chi lo sa fare bene, una persona che io stimo molto perché si distingue anche per grazia, leggerezza, capacità, ma ve lo dimostrerà lei. Lucia, vuoi salire? Sì, insomma. Eccola. Lucia Cossu.
In genere si dice presenta, no, lei non solo presenta, ma lei ha la capacità anche di dare uno stile diverso a queste serate che sembrano tutte uguali, questa non è uguale alle altre. Grazie, grazie Piero Marras. Grazie, benvenuti. Io sono sempre emozionata a stare al tuo fianco, al fianco di questa bellissima e bravissima band. Fate un applauso grandissimo anche a loro. E benvenuti a voi Benennidos a questa seconda puntata, a questo secondo appuntamento di Semidas, Sentieri Identitari nell'opera di Paolo Pillonca. Potevamo iniziare solo con Domos de Bedra, questa iniziativa, questa canzone fantastica che tu e Paolo avete dedicato ad Azzara, il villaggio del cuore. Così veniva definito questa cittadina, questo paese appunto da Paolo Pillonca. Quest'oggi, così come abbiamo fatto a Villanova Monteleone e come faremo a Silanus, indagheremo i diversi aspetti di Paolo Pillonca, una figura poliedrica. È stato giornalista, poeta, è stato scrittore e soprattutto è stato amico e maestro per tanti di noi. E quindi oggi lo racconteremo con leggerezza anche, perché ovviamente ci manca, però chi ha scritto poesia, chi vive di arte sicuramente non morirà mai. Siamo qui per ricordare Paolo Pillonca, che è un cittadino onorario della nostra comunità, al quale abbiamo dedicato anche una piazza insieme al maestro Antonio Corriga, per ricordare la loro amicizia nata proprio ad Azzara. Simbolicamente abbiamo voluto rappresentare questo loro legame. Oggi vogliamo ripercorrere quello che abbiamo già fatto e ricordare Paolo Pillonca attraverso le testimonianze dei suoi amici più cari e le musiche di Piero Marras. E riteniamo che questo sia un modo per ricambiare tutto l'affetto che Paolo ha dedicato alla nostra comunità. Affetto che è assolutamente dimostrato anche dalle sue parole, che poi sono cantate in tutte le piazze da Piero Marras, quando ha definito Azzara sorrebella de sos malasortados, lugida che stella in che los annuados. Questa è una frase bellissima da brividi ed è forse non dico il motivo principale, ma il ricordo più bello che abbiamo di lui, perché le sue parole resteranno per sempre. Sindaco di questa comunità, ma anche grande amico di Paolo Pillonca. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare Piero Marras, perché Piero Marras lo ringrazio non solo per l'artista che è, ma anche per le parole che ha detto, che sono sincere, anche perché le racconta sempre quando ci vediamo, quindi sì, certo. È qualcosa di importante. La famiglia Pillonca, qui ci sono Fabio e Piersandro che ci hanno coinvolto in questo progetto. Tutti gli amici che sono qui, che sono venuti a ricordare Paolo, che sono venuti a ascoltare Piero, ascoltare gli interventi degli ospiti, tutti graditissimi. Abbiamo incontrato molti di loro spesso ad Azzara, anche con Paolo in tante occasioni, quindi è un po' un ritrovarci tra amici. Amministratori dei nostri comuni, sindaco di Arizzo, di Sorgono, sindaci passati come Nino, insomma tanti amici di Azzara che conoscevano Paolo Pillonca molto prima di me. Noi abbiamo stretto un legame con Paolo Pillonca perché io probabilmente Quando vi siete conosciuti? Quando e come? Allora, lo conoscevo perché lui era amico di Antonio Corriga. Per il tramite di mio padre li ho conosciuti, però non era un legame, perché quando sei un ragazzo, un giovanotto, e vedi un pittore, un giornalista, un onorevole che magari mangiano insieme e cenano. Detta così sembra una barzelletta. Però pensa poco. Ora, detta Paolo così... Pillonca una barzelletta di questo stesso l'avrebbe raccontata. Poi sono diventato sindaco, ero abbastanza giovane, probabilmente lì siamo rivisti, conosciuti, gli sono rimasto simpatico perché abbiamo sempre tenuto un rapporto diretto e costante, ci ha aiutato in tantissime cose. C'era sempre un momento dove io avevo bisogno di chiedere qualcosa a Paolo e lui dava delle risposte. La cosa più importante che gli ho chiesto è però: Paolo, mi presenti Piero Marras? Questo non lo sapevo.
siamo cresciuti un po' con tanti amici anche qui a Pane, Piero Marras era il nostro idolo, quindi È venuto bene il Vedi, tu non ci sindaco, volevi dai. credere, Questo- vedi, A pane e vedi. canzoni, Questa non è è mica- qualcosa che è la prima cosa che gli ho chiesto. Per il resto è un affetto sincero quello che provo, ma quello che provano tutte le persone che sono qui, perché Azzara ci ha tenuto a ricordarlo. Gli abbiamo dedicato anche una piazza proprio insieme ad Antonio Corriga. Sono lì vicini, nel Palazzo Civico, quindi il luogo simbolo della nostra comunità. Credo che noi abbiamo fatto tanto perché lui ha dato tanto. Lo dicevo prima a qualcuno lì, cioè cosa possiamo fare, che sentimento possiamo avere se non una grande ammirazione, un grande amore per una persona che ha scritto che noi siamo a Chiazzara e lugida che stella in che lo sannuato. Sono insomma parole che penso si possono dedicare solo alla donna che ami, insomma. Mi permetti, sindaco? Io venendo oggi ad Azzara ho notato una finezza che insomma pochi forse riescono a... Ho notato i fiori della piazzetta dedicata a Paolo. I fiori qualcuno oggi ce li ha messi e non vorrei che fosse stata un'idea tua quella, no? O sbaglio? È nostra, però grazie, perché veramente è stata una bellissima cosa. Ho visto qui i fiori in una piazza, ho detto, beh, vuol dire che oggi si festeggia Paolo, perché qui noi il ricordo va bene, dobbiamo anche festeggiarlo Paolo, capito? Perché lui adesso sta ironizzando, come mentre ci guarda, dice, ma guarda questi qua, cosa no? E ci devi ancora raccontare l'ultima barzelletta, questa è la cosa importante. Sai raccontare barzellette? Allora, ospiti, a tutti voi chiederò se sapete raccontare barzellette, quindi nel caso preparatevi, perché a Villanova Monteleone non ci siamo riusciti, ad Azzara ci proviamo, vero? Una barzelletta. No, io non riesco a raccontare le barzellette perché erano per il 90% sui carabinieri, quindi me li voglio tenere buoni. Però un aneddoto, perché c'è Domenico Ruiu, l'aneddoto di Domenico Ruiu è l'aneddoto della fidanzata nascosta, perché era una cosa successa veramente. Mi dedicò un articolo a Paolo Pillonca, non ricordo se sulla Nuova o sull'Universale, dove parlava di me, praticamente mi presentava come uno scapolo d'oro, ma cioè scapolo era lo scapolo d'oro, era un'altra questione. E dopo un po' lui mi chiedeva sempre, ma si è fidanzato? Ogni volta. A un certo punto io frequentavo, molto piacere, Patrizia, che era la figlia di Tonino, ma non lo sapeva nessuno, se non la sorella e altri. E comunque lui, vabbè, contento. E un giorno mi chiama, mi fa, ha bisogno che mi accompagni a Lula. Io vengo da Zara, poi andiamo a Lula perché c'è l'Uvuva, com'è che era? Ti canto, un concorso di cui... Ah, vabbè, Paolo, certo, vieni, tranquillo. All'incrocio per Lula mi fa, oggi ti devo presentare una persona, ci tengo tanto. E te chi mi devi presentare? Domenico Rui, dopo una prima e 9. Se io... non mi piace tanto stare nei primi posti, infatti spesso cerco di sedermi un po'. Lì non ero neanche negli ultimi, ero proprio dall'altra parte della piazza. Però è stato delicato e non ha detto niente. E io comunque ho passato le 2 ore più brutte, penso, della mia vita a Lula. Questa è la barzelletta che posso raccontarvi io. Alessandro Corona, grazie. Paolo è un patrimonio che appartiene a tutti i sardi. E chi gli è stato amico ha soprattutto il dovere di custodire la sua memoria. E questo si può fare con operazioni anche come quelle di Villanova Monteleone, di stasera ad Azzara, quella di domenica prossima a Silanus. Ed è bello ricordare questi 3 paesi perché i paesi dell'interno sono le ultime sentinelle della nostra identità, che era un tema carissimo a Paolo Pillonca, che in tutta la sua vita professionale non dimentichiamo che Paolo è stato un grandissimo giornalista, oltre che studioso del Cantador Zabolo, ma lui ha scritto molte cose sull'ambiente, ha scritto molte cose. Intanto ha ricostruito la storia del canto a poesia che è, lo ha proiettato in un universo importante. Chi deve studiare non solo in Sardegna il canto a poesia deve per forza di cose passare attraverso i libri di Paolo. Paolo però non dobbiamo dimenticarlo, come dicevo prima, è stato un grande giornalista. E perché è stato un grande giornalista? Perché lui è andato oltre. Intanto ha raccontato i fatti il giornalista deve raccontare quando accadono. Lui è andato oltre, perché ha cercato di raccontare una Sardegna sotto traccia, una Sardegna nascosta,
che quasi mai trova alla ribalta dei giornali. Invece lui ha fatto operazioni di questo tipo. E perché le ha fatte? Perché lui diceva che l'obbligo del giornalista, il dovere del giornalista è anche quello di raccontare le cose belle. E nei nostri piccoli paesi di cose belle ce ne sono tante e basta soltanto cercarle. È scomparsa quella che in gergo si chiama cronaca bianca. Questo un po' dipende dal rinnovamento delle tecnologie, dal totem computer che costringe il redattore ad essere un uomo macchina e quindi ne ostacola i movimenti nel territorio. Prima le notizie si andavano a cercare, ma non è possibile che noi siamo diventati un popolo di sequestratori, bombaroli e drogati, perché questo risulta dalle pagine dei quotidiani. Tutto il versante solare della realtà sarda, o gran parte del versante solare appunto di bene, di progresso, di evoluzione, di iniziative nuove, non esiste se non come fatto eccezionale quando magari il protagonista di un'iniziativa è amico del redattore. Affidata la rappresentazione di questa realtà ai fatti casuali e non invece inserita in una programmazione organica che vedeva fino a 10 anni fa, 15 anni fa, i redattori sgommare per cercarsi le notizie anche di cronaca bianca. Qui arrivano le comunicazioni dei carabinieri, della polizia, in genere non le si verifica nemmeno, se non quando vanno in mano ad un giornalista all'antica come scuola che la notizia la verifica. Spesso abbiamo visto per anni, inizialmente in prima pagina e poi nelle pagine interne, svergognati alcuni personaggi anche cagliaritani che poi alla verifica processuale sono risultati assolti su richiesta del pubblico ministero, badiamo bene, su richiesta del pubblico ministero. Gente che si è ammalata, che ha subito interventi chirurgici al cuore, una realtà drammatica. Non so neanche il sostantivo da usare, nella trascuratezza forse è poco, di un fatto fondamentale, nella inosservanza di una constatazione base del lavoro di giornalista, che il giornalista è un mediatore tra la fonte e il pubblico. Come diceva Enzo Biagi in un famoso libro di qualche decennio fa, è un testimone del tempo. Io ricordo le pagine che facevano sulla Nuova Sardegna alternandosi con Giacomo Mameli, quando riempivano una pagina intera di una storia con interviste, che sono le operazioni, badate, che fa il Corriere della Sera in questi giorni. E dico che va letto Paolo, i suoi libri vanno letti perché la sua scrittura è altissima, bella, raffinata. Anche per queste ragioni Paolo è molto attuale ancora oggi. Tonino Oppes, prego Tonino, raggiungici qui sul palco. Tonino, giornalista, scrittore e soprattutto grande amico di Paolo Pillonca. Ci sarebbero veramente tante cose da dire su Paolo, però con te vorrei parlare del Paolo giornalista, dell'inizio della sua carriera, del suo coraggio. Come giornalista lui, diciamo che la sua attività la possiamo dividere in 3 fasi, se vogliamo. La prima, quella che nasce a Nuoro a metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, poi arriva a Cagliari, si trasferisce con la famiglia, arriva a Cagliari per fare il capo ufficio stampa alla regione, chiamato da Mario Melis, il presidente sardista, che era un suo caro amico, ma Paolo continua a fare il capo ufficio stampa della regione, ed è un caso isolatissimo, anche con altri 2 o 3 presidenti della regione, quindi diventa una figura istituzionale. E poi c'è l'altra fase, che secondo me è stata la più creativa, quando Paolo comincia una lunga collaborazione con la Nuova Sardegna, poi nell'ultima fase della sua vita riprende a collaborare con l'Unione Sarda. E che cosa fa lui? Tanto è un giornalista
Il giornalista sa che deve raccontare i fatti quando accadono, quindi bisogna stare sul pezzo al momento, ma lui, forte e convinto che va raccontata la Sardegna che produce, ma che sotto traccia, che è in silenzio. È un cronista di razza, intanto è un uomo coltissimo, è stato detto. È un uomo straordinario che fa egregiamente 1000 cose. Ma anche come giornalista, io credo che lui sia stato il giornalista più bravo in assoluto degli ultimi 40-50 anni che abbia avuto la Sardegna. Basta leggere le cose che ha scritto, sono quasi tutte raccolte in moltissimi libri. Madre Terra, Nonna Luna. La Sardegna Segreta, questo libro che ho Sardegna scoperto Segreta. da poco, dove veramente ci sono dei pezzi, degli articoli di Paolo coraggiosi, bellissimi, che spaziano dalla festa, ma anche dei momenti più tragici della nostra isola. E lui fu sempre coraggioso. Quando lui racconta nell'85 Nuoro, lui è ancora Nuoro, la redazione di Nuoro purtroppo è coinvolta in fatti delittuosi gravissimi, la Sardegna vive un periodo nerissimo, i sequestri di persona. C'è il sequestro di persona dell'imprenditore di Oliena, Tonino Caggiari, mi pare proprio in questo periodo, comunque nell'85, nel gennaio dell'85, Oliena si mobilita, è una bella risposta questa di Oliena, si mobilita, il giorno dopo c'è un conflitto a fuoco, muoiono 5 persone, 4 banditi e un uomo delle forze dell'ordine. La cosa triste che Paolo racconta con grandissimo coraggio è che i 4 banditi uccisi vengono portati su un camion che suonano clacson, come si fa quando si rientra da una battuta di caccia con cinghiali. E no, lì Paolo è coraggioso, è forte, ma racconta una cosa che avremmo raccontato tutti. La pietà umana è una cosa. Anche chi ha sbagliato nella vita, nella morte va difeso, va tutelato. E questo racconto è nella storia del giornalismo sardo, questo soprattutto. Poi questo racconto diventa poesia e diventa cantato egregiamente da questo signore che io qui non lo vedo più, già che insomma è lui. Tonino, però prima di lasciare la parola a Piero, io vorrei parlare con te di un altro piccolo gioiello che ha scritto Paolo Pillonca, e sto parlando di Beberè. Ne abbiamo parlato da poco, quindi l'ho riletto, e parla di una mufla che prima è stata donna in una vita precedente, ma in questo bosco, in questa foresta accadono cose magiche, si racconta la Sardegna. È un'opera di una bellezza straordinaria. La prosa di Paolo in Beberè è fatta di endecasillabi. Chi è poeta comprende tutto. È di una bellezza incredibile, c'è una lirica che è qualcosa di straordinario, di eccezionale. Io sono un modesto giornalista, ma vi giuro che se fossi un critico letterario, io, Paolo Pillonca, scrittore, lo analizzerei a fondo, perché noi sappiamo tutto di Paolo, su Paolo scrittore non sappiamo nulla, e secondo me un'analisi approfondita a Duglio su Paolo scrittore va fatta. Beberè è un capolavoro, come sono capolavoro tutte le altre cose che ha scritto. Voi leggete Paolo, ci sono tantissime cose unite dalla bellezza della parola, dalla raffinatezza della sua scrittura. Una scrittura di Paolo che è straordinaria in tutte le cose che ha fatto, dalla prima all'ultima. E questa è l'attualità anche di Paolo. Noi parlavamo l'altro giorno di attualità. L'attualità è nelle cose belle. Chi legge Sofocle, chi legge le poesie di Saffo, chi legge Manzoni o Leopardi, trova che sono attualissimi, perché hanno scritto delle cose splendide. Ecco, Paolo credo che sia tra questi. Lui ha anche tradotto dei testi della letteratura greca, della tragedia greca in sardo. Leggeteli perché sono veramente, veramente meravigliosi. Prima di salutarti, Tonino, io chiamo qui questi 2 fantastici ragazzi, Silvia e Marco, che ti consegneranno un dono in ricordo di questa serata. Siamo ad Azzara e qua ci sono veramente dei gioielli, il vino. Questo è il vino della famiglia De Melas. Tu devi sapere che io solitamente a Natale, da un po' di anni a questa parte, regalo mandorlisai. E ti dirò che fai bene. Aspetta, Tonino, prima di andarcene, allora
passa un attimo il microfono a questi due splendidi ragazzi, perché io vorrei anche parlare di loro. Silvia, stai già lanciando il microfono. Allora, venite qua, venite che vi vogliamo inquadrare benissimo. Allora, intanto indossano entrambi degli abiti storici, antichi. Quando parliamo di Azzara sicuramente parliamo non soltanto delle vigne, non soltanto dei pittori, ma parliamo anche di questi splendidi abiti tradizionali. Entrambi fanno parte del gruppo folk, e il gruppo folk è sicuramente, diciamo, uno delle perle di Azzara, perché porta in giro ovunque questa grande bellezza e anche la bellezza della danza, che voi sapete ballare, vero? Sì, tanto non vi faccio fare una prova, giuro. A meno che il pubblico non la richieda, adesso non lo so se il pubblico... Scherzo. Allora, l'unica cosa che ti vorrei chiedere è la bellezza di questo copricapo. Sa di Aggiola. Il copricapo si chiama Tiagiola, è una banda di lino amidato lunga 1,80 m. Ed è bellissima e ti incornicia il viso meravigliosamente. Un applauso a Marco e a Silvia. E ora lasciamo il palco a Piero. Grazie. Carenas fritas in tu arruga in sul lobo in oral maitas ballar grae rutu sa sprunza starmida chi è vos fa che lutto Ortor de osposida Assaz e gasas armas fiores ambrujado son negadas as farmas a su malefada si studa in su puttu un'ultima ischittina chi è vos fa che lutto Ortor de osposida Solenne vos passizza fino a si stradone Omines assimizzan a perder de sirbone adesso tu tranquilla s'ammida io posso fare il lutto mortor de sposida
su coro, su zambene caente, con medaglia e oro da Nadalo Vicente. Son piangenne a succute, pizzino sei pobida. Chievo spaghetto, moratore sposita. Per me è stato allora un piacere, adesso lo ritengo un onore, sapere che Paolo sempre nella sua sede da giornalista, poi nelle attività che ha fatto dopo, alla fine a casa sua c'era una mia foto con i mufloni nella neve che lo ha accompagnato sempre. Quando è morto Paolo, quando mi è arrivata la notizia di Paolo, erano le 7 di mattina ed ero a Susa Paradoglio nei Monti di Forni cercando muflone. Mi è arrivato questo messaggio, guardo, era un messaggio di Alessandro Corona, è morto Paolo. In quel preciso istante io ho realizzato che la Sardegna, noi e soprattutto la lingua sarda avevano perso un paladino. Ovviamente una volta che lui è andato via da Nuoro la frequentazione si è molto diluita, però ci seguivamo a distanza e avevamo fortunatamente occasione di incontrarci. Addirittura ti dico questo, che chiamarlo fraterno e fuorviante era una stima, l'amicizia è come che avesse lasciato il posto alla stima. Una cosa che veramente nel corazon, ben stretta. Piero, ma io so che con Domenico c'è qualche legame, perché mi sa che qualcuna delle tue foto io l'ho vista da qualche parte. Beh, la foto dell'album Fontana Frisca, insomma, era purtroppo di questo signore. Pazienza, sì. No, a parte gli scherzi, quando Paolo me la propose, dice guarda c'è un tale Domenico Rurio, un tale, capito? Io girava un po' alla larga, ma io conoscevo già Domenico. Sì, dimmi cosa... E ci ha fatto questa fotografia, no? Questa cosa stupenda, devo dire. E io ho detto, ma
Può darsi che vada bene, cioè il giorno dopo gli proposi la copertina, era già tutto fatto, tutto organizzato, perché insomma avere una firma del genere, primo, del disco per me era già importante, perché Paolo ha scritto Anzones de Murva, cioè quell'album ci mancava solo l'apporto di un grande, cioè di uno che sa fotografare la realtà animale e sa fotografare la natura, capisci? E bisogna avere anche lì, bisogna avere la musica giusta dentro, lui ce l'aveva, insomma. Certo, c'è un rapporto tra poesia, natura, fotografia, è tutta una questione di sguardi. Ma allora, io voglio parlare un po' di io, Paolo e la natura. Paolo E anche questa, detta così, io, Paolo e la natura, sembra quasi una barzelletta. Beh, puoi tirare una freddura, poi Nara, però, nara. poi, adesso no. Perché? Perché è un aspetto che a me ha sempre colpito di quest'uomo, di cui giustamente stiamo decantando tante lodi, è il suo attaccamento viscerale per i tonneri, per Montalbo, per la fauna del Montalbo, per un uomo del Montalbo, per Salvatore Cannas, una guardia campestre di Montalbo, che a insaputa di Paolo, poi abbiamo capito entrambi di avere un riferimento naturalistico importantissimo come era quest'uomo davvero straordinario, a cui chiederei poi a Piero di dedicargli la canzone che io ritengo una delle più belle della produzione sua e di Paolo. Sono mezz'ora che lo stavo suonando. Dove? È sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale. E per cui si discuteva spesso di argomenti naturalistici, anche di persone che si interessavano di natura. E in quale lingua fai dazzisi? In italiano o in saldo? Dov'è Corona? Ma devo non ho mai che rifiutare concorso di fotografia. Capisco che la fotografia non ho nulla di tenere da che va che sono concorsi. Però non ho mai che rifiutare, capisco che la fotografia sia una cosa prumana di un concorso. Quando mi hanno invitato, sa tante volte che mi hanno invitato a fare su presidente di qualche giuria di concorso di fotografia, ho sempre detto che no. Se non andavo a un concorso non potevo andare a mi ponere a fare a narrare cose della fotografia dei rosatteros. A un certo momento si da me a ponere ella, proitte però. E visi, buono o malo? Come te visi? Malo. Questo perché è Paolo. Il comune di Lula, come te lo fa vedere in italiano, poi il comune di Lula ebbe un'idea grandiosa, che è quella che vi ha accennato prima il carissimo Alessandro. Un'idea grandiosa che è questa: fare un concorso di poesia in sardo a cui abbinava un concorso fotografico, però le foto dovevano essere collegate alle prime 3 o le prime 5 poesie classificate. Bene, dai suo comune Lula mi ha proposto di fare suo presidente della giuria. Quando a Pischio, li schio dai prima, ma quando ho compreso che il presidente della poesia di Paolo ha ponato diretto chi ella, ha lasciato perdere tutto questo che vi stavo in questo momento, proitte però. Se vi Paolo Pillonca, che era narrare che si va davanti sardo, e sapratta in mezzo a sa gente. Una cosa bellissima che a me, povero Corona, ma poi spruissu, che a me mi ha dato a bere umeda, però che in banno sono stato presidente di questo concorso. Quando è morto Paolo mi sono ritirato. Domenico Ruio. Domenico. Già se spagulestro, Domenico, bene in nove, a ti e Buru, un regalo anche per te. O non vuoi il vino di Azzara? Lo vuoi il vino di Azzara? Sì, Paolo è spompiante, sono cavoli acidi. Come esteridinde. Anche per te
il dono, il vino di Azzara, famiglia De Melas. Grazie a Domenico Ruiu per questo ricordo. Grazie. Perdona l'errore. Si mi lamento, mi elisi mortas, fino a entrar in suo sonno a passo lento. Cosa ne schido sull'esamento, a trascendesa dalas mortas. Non mi dorra che una cantone antica da chi è a primore. Non tu sar morta schia cazza e zirgone, andai in notte stenogore. Fai dai a spago iscurta ias, sa movida esa sforza stesso d'oscuro. Ca tu e conoscias a su nuscu, murvas, servones, perdighe stria. Sasi stagione stanno fatta più, su tempo sacarena t'ha distrutto, ma pro che sia scomo in terra rutto, e su coro non devo lamento, e sì che fui ti sa tristura, mi ne attiso tempo d'annar giù, torro in colore che sa natura, non so sfrorer de mendula in Paolo tenia da un dono naturale che pure a questo da dove hai su coro de s'attra gente che essetta pipius, che essetta anzianos, e io non ci tenia meda cando di naranta io tenia da meda amigos importantes, sia da, insomma, a livello politico, culturale, ma di praxiat meda nai ca su puru amigu des pastores, tant'è che Sedilo, ma Silanos, ma in meda logos, in bidda mia, de de Santuasi e Monti, sa primu cosa che viet ca non deia sa bidda, poi per esempio andai a sa cattaia fradi miu ca puru a pastori, duncas una issu teniat proprio unu donu in sa topia de custa gente. Sa gente custu lu riconosciat, cando io so andata ca sia bidda e s'at andadu. Sa gente lu connosciat davettada e teniat finzas de un atteru modu de fai, no, finzas de cun sa lingua, chistionada su faeddai chi si chistionat in cussa 'idda, e duncas custu puru l'aggiudat a printai in d'una relata differente, in d'una relata funguda cun is pipius. E furiat unu donu naturale chi però issu amaroll'at affinadu cun su tempus, cun totu su chi at fattu, ma prus che totu, ecco, furiat una cosa chi teniat issu poita aici, no, custu non est una cosa chi ti dda podet donai su studiu, sa frequenzia cun gente
furia da un dono naturale, che però, come ti si può dire, no? Quando si nata uno che tiene i talenti, li ha messi a frutto, li ha spesi, li ha spesi bene. E questa è sta torrata, questo è un Paolo che si manifesta in maniera differente, in senso, non c'è la materialità, la fisicità, ma isso c'è tutto. Io penso che isso debba essere connotto, finza con questo strumento che c'è fonti oggi, che fonti questo su che diventa spicciochetto, su che diventa sa gioventù, e del resto isso un'altra delle cose de sa che è andata proprio orgoglioso furia da sul fatto di essere stato un professore, di traballare in scuola e narrà sempre, deo dei alunni miei, dei docenti miei, a comparare un deo che non isso, questo perché isso tenia proprio il dono de s'umilità come te tutto is persona mannas. Deo penso che questo anda fatto e che andi di finza sapete no, programmau pocomenti unu Paolo nou, su chi teneus moi, chi est un'azienda manna, deppa sighiri su chi issu fiat, questo est su isu miu, su chi isu de chie dau fiu bene, de chie da sighiu a tant'annus, chi siaus bonus a fai custu, a donai a Paolo, su Paolo de moi, sa possibilidade de fai su chi ha sempre fatto. Anna Cristina Serra. Benennida Anna Grazie, Cristina e cuntegu suamoso a fai dare desa poesia desal feminas. Poi te però Paolo Pillonca a s'incuminzu sa poesia este femina. Casal feminas ziriga na doccana totus os momentos de impoltumano desa vida, sa naschida, su goggiu e sa molte. Vero. E a te e a tia Dua, zia Onoria, ha dedicato un iscritto bellissimo. Bello, vero. Grazie Lucia, grazie a tutti, grazie Augusto Maria, poiché non mi sorprendete, ma mi commuovete sul fatto che Paolo sia sempre connesso con il nostro cuore, veramente, si intende. Questa è una cosa che non è stata fatta po' Paolo, ma con Paolo. Questa Paolo, questo è noi. E tutto il sueldo che appunto pensa a noi, sa oggi De Piero, che dietti di tutto su che Paolo ha di salassau e finza questa poesia dessas femmines. È una cosa che io suonerà sempre, questa poesia è femmina, perché adotto e ho tento una mamma, una femmina che sa da nenneau. E in questo onore che si è fatto in Bella Musa, dove sei tu, che stai venendo di una zia mia, di una femmina, di una cantatora, e insomma, dimmi pure, poi si intenzione furia da doppia, furia da sa designare commenti una femmina può trasmettere a un'altra, magari in modalità differenti, perché zia mia furia da un'improvvisatora, a Doromano non tengo questo dono e noi in cestini non cogoni che sorridente poeta sa mamma invece furia da una grande poetessa improvvisadora e medasi meana in dia del Paolo da descritto proprio in O Bella Musa dove sei tu in altro luogo pure, ma io non era sempre e tanto si intenzione pure a questa di dimostrare sia da come ti sia da poter trasmetti ma vinza se cosa di biri commenti, cioè di omaggiai, di arregodai, tutte queste femmine che come zia mia, come tanti altri hanno fatto diventare famosi. È una cosa famosa, in fondo, poi lui vorrei su disegno di onorare sa mamma sua, che è una figura che Paolo è sempre stata
manna che ne di acabo. Poltumannu. Merci. Amos vai dado a Bidano a Monteleone, amos vai dado de Dionigi Galleri. Certo. E a Molnado chi issa este sa mamma de Dottu, che este issa vidi sa mamma de Rimundu Biras, de Zio Rimundu, chi è molta quando issu vi pizzino minore, e questo vidi un ligamine mannu, finza sa con Paolo. Sì, no, ma infatti voi su tenia da isantenna un dono particolare a Renescia, da sono narrata per una persona, no, che ha perduto sa mamma, narrata deo de bio sombra de sorfania. Pure da una cosa che do commovia, ecco, forse si è ricordata questo dolore, questo lutto che sono mai in italiano si non hai mai elaborato, però da fatto in poesia. E caleste questa poesia manna Questa che poesia. Paolo ha descritto dedicandola a sa mamma. Savruman sicuramente e questo era per rispondere a Piero de me, ma se tu credo che sia da una delle poesie più belle di Paolo, una poesia e per questo forse si potrebbe di accordo il suo puro, perché invece prodotto s'altra poesia che esso ha descritto, sicuramente impara a tanti altri dono, su tenia a questo proprio che tenenti certi sono in mano, sono supertati. Paolo fu una persona umile e meta, e sono rara, ma che poesia, sa quante canzonette, sa, ma invece sì, è poesia, Attero che canzonetta, sa. poesia manna. Sì. Piero, ti ha proposto, sei in trance. Proprio, no? Io l'ho già introdotta, poi insomma con la Cristina presente, noi sapevamo che questa poesia per Paolo era, io ti ripeto, è una poesia che parla d'amore, ma quando ne parlava lui, guarda che io questa cosa, io vedevo prima mia madre, poi è diventata una poesia d'amore universale, che è partita da un suo... E quando me lo raccontava, io poi non sapevo di questa sua orfania, capito? Non ero a conoscenza, e lui mi ha detto, dai, non è facile vivere in questo modo, e soprattutto perché conosceva la mia famiglia, quindi sapeva quanto io ero affezionato a mamma, no? E qui mi riteneva un fortunato quasi, no? E mi ha spiegato, dice, perché non sai quello che hai, io non l'ho avuto tutto questo. E questa poesia si sente lì, insomma. Poi è riuscito a fare di una poesia dedicata alla madre, una poesia d'amore, ma di amore vero però, capisci? Non di quello, un po' sdolcinato da Baci Perugina, insomma, tanto per essere, o da Sanremo, ecco. E come l'avete musicata? Com'è nata la musica di Sestue? Insomma, è nata perché il testo c'aveva già la musica, insomma, no? Cioè, quando poi ne abbiamo parlato prima, e quindi anche il mio atteggiamento nei confronti dei testi di Paolo era sempre di sicurezza, no? Perché sapevo che dentro c'era un'anima, c'era qualcosa, poi scritti in maniera ineccepibile, per cui il musicista quando ha i versi scritti con la metrica perfetta, per cui non rischia, c'è già un canovaccio, un reticolo dove tu non puoi sbagliare, capisci? Per cui io lì anche la maniera in cui tu ti poni davanti a uno scritto, e quando sai che quello scritto per chi l'ha scritto significa tanto, devi essere anche tu all'altezza di quello. Non so se ci sono riuscito, ma insomma alla fine... Io direi benissimo, se non in maniera perfetta. Io voglio aggiungere che questo a capo umano con questa figura femminile, insomma, che Paolo tenia nel confronto di sua mamma, ma proprio di questa figura femminile, fuori da capire come da sa capio che tenia con sa terra, poiché questo si scera da pensare in su che su scritti, su quello che entrega a sa femmina e su quello che entrega da sa terra, pensate grazie a, penso che sia da a sa conoscenza avuta, poi agora con le reti Rudas che vede una differenza fra matrilinearità e matricentricità, e in Gunivoro penso che sia poi Piero sicuramente disapposto un mestiere che per bello non poteva essere questo sfuerdoso, ma sa limba di Paolo, ecco, sa limba è sa che ha fatto sa differenza, una limba arta, sonadora, veritatosa, accappiata in questa terra ma mai prigioniera, sa libertà, ecco, Paolo fu questo. Vero, vero.
Torro gracias ad Anna Cristina Serra. Gracias ista in noghe beni Anna Cristina? O nessuno che rede sul regalo. Bene in noghe. Sul regalo è questo merita il regalo che fa. Certo, ma anche questi doni sono bellissimi e quindi anche per Anna Cristina un vino della famiglia Manca e poi questo è un dono della Robbia. Grazie, grazie a me. Grazie. Lumela, esas 10 nienas, galana, que arvesquina llana, lentare, esa terra bruciata, se stue. Verano che viori su sarto e steggio e sapeva la verità di zizzo de durco la scuola oh, se stue ponemi una mano sopra e caentami su coro esa carena finamente esas horas formadas mana padre una paruslena cariño de arcanos sentidos distrina de fioler de monte aura y stagione sfalata se stue ponemi una mano sopra e caentami su coro esa carena finamente esas horas formadas mana parte de una paruslena ponemi una mano sopra balas mana parte de una paruslena. Che emozione. E tanto? È tanto, molta emozione. Siamo ad Azzara, abbiamo iniziato a raccontare l'amore profondo che Paolo Pillonca aveva per Azzara, abbiamo visto la bellezza dei suoi abiti tradizionali, arrivando qua alla bellezza delle colline e dei vigneti, e adesso io chiamo qui Sabina Corriga, perché con lei racconteremo l'amicizia di Paolo
l'amicizia di Paolo con Antonio Corriga, tuo padre, e raccontiamo un po' Azzara. Questo villaggio del cuore, e già questa definizione è veramente meravigliosa. Paolo non era di Azzara, ha avuto diverse patrie, ma questa è una sua grande patria. Paolo arriva qua e che cosa trova secondo te? Sai, ci ho pensato tante volte perché Paolo aveva un amore per questi luoghi che forse noi stessi non l'amiamo così tanto. Prima Piero ha raccontato, dice, la prima volta che mi ha portato sono arrivato e ho visto una luce, ho visto dei colori e ho cominciato a capire perché Paolo amasse tanto questa terra. E ho pensato che Paolo non era il primo a cui è successo questo. Ci sono tanti che sono venuti da fuori e hanno amato questa terra. Ho pensato agli spagnoli, appunto, che sono arrivati qua da lontano all'inizio del Novecento. I pittori arrivano e si innamorano di questa luce, degli abiti, di questi paesaggi. Ma questa luce di Azzara, questa luce così unica, ti sei mai chiesta che perché? Non lo so, ma Paolo è quello che ha scritto poi, ha raccontato di Richard Seuerlein, che aveva girato il mondo e disse: io questa luce l'ho vista solo a Ceylon. Richard Seuerlein vive qui la maggior parte degli anni della sua vita e decide quasi di morire qua, va via solo per morire in Germania, a casa sua, quando si rende conto di essere alla fine del suo percorso di vita. Paolo qui non ha trovato solo la luce, ha trovato dei valori in cui credeva molto, si è trovato in sintonia con mio babbo in questi valori, che erano soprattutto quello dell'amicizia, e l'amicizia che poteva essere appunto con papà, poteva essere, adesso lui ha sorvolato, ma uno dei suoi più grandi amici era Alessandro, nonostante la differenza anagrafica. Paolo era un uomo eccezionale che credeva molto nell'amicizia e si trovava qua con delle persone con cui era in sintonia, anche nel raccontare questa terra. Il rapporto con tuo padre, quindi il rapporto tra pittura e poesia, e poi ti chiederò, e musica chiaramente. E certo, io poi c'è un aneddoto anche su Antonio, il grande Antonio, perché stiamo parlando con la figlia di uno dei più grandi, secondo me, artisti che la Sardegna abbia avuto dal punto di vista pittorico, e questo non penso sia fuori discussione. Grazie di cuore, veramente. Oddio, mi ha emozionato, scusate. Adesso, allora, chi non c'era, Alessandro non era una cosa così superficiale, perché queste riunioni tra amici erano si tenevano a Samandela, la nostra casa di famiglia, e voi immaginate, arrivava Paolo Pillonca, papà, c'era Alessandro, e venivano raccontate questi aneddoti che non erano delle barzellette, secondo me, quelle che raccontava Paolo, secondo me erano storie vere, raccontate con ironia, ve lo devo dire. Adesso devi dircene almeno una perché siamo curiosi. No, allora, io non so una barzelletta, poi non le so raccontare, mio babbo era bravissimo, io sono scarsissima, non so dipingere, non so raccontare barzellette, quindi per favore. Però io, dov'è Piero? L'ho perso. Io gli dovevo chiedere invece una cosa, perché leggenda familiare narra che Giuseppe, che ammira Franzischedda, è mio nonno e sia nato da un racconto fatto in casa nostra. Piero, è vera questa cosa o mi disilludi così? Io mi sono sempre chiesta il significato di questi versi e adesso forse possiamo scoprirlo. Giuseppe era mio nonno, è vera questa questo cosa? si dice, io poi... ecco, grazie. Questo era quello che... Insomma, te lo racconto. Mio nonno, che era molto anziano, era un invalido di guerra, aveva praticamente una gamba non inutilizzabile, però amava molto guardare le belle ragazze, e pare che una sera durante i balli in piazza sia sparito e mie cugine siano andate a cercarlo e l'abbiano trovato che ammirava queste ragazze che ballavano.
Naturalmente questo aneddoto viene raccontato e Paolo lo trasforma in una poesia e noi di questo siamo molto orgogliosi, per cui avevo il terrore che Piero dicesse no, non è vero niente. Ma no, questo poi io Avresti distrutto chiaramente Pito. era un verso di Paolo, quando mi hanno chiesto questa cosa mi è sembrata proprio dedicata, Sì, insomma, sì, c'era nome e cognome, però io non conoscevo la realtà, per cui insomma in questo Era senso. mio nonno, Benissimo. era mio nonno. E questa è veramente la bellezza della poesia, che riesce a ricamare, a restituire tutto. Piccoli momenti e anche grandi momenti della nostra vita. Grazie a te, a veramente Sabina grazie Corriga. a voi, grazie a tutti. Sì? Aspetta. Grazie per averci raccontato di questa grande amicizia tra tuo padre, il pittore Antonio Corriga, e Paolo Pillonca. Grazie a E questo tutti è ancora. un dono per te. Grazie. Saedra e sarosa, fiorini salosa, de suo marito bello, che n'ha morto a tramello. Due spride smormutana, una pregatoria, sa sfemina su tutta su nome de Maria. Su el tu mo esa spronza stellar e sospiro biondo de Teresa. Sospiro biondo de Teresa. Sa mamma Ioanna, viuda e sos 20 años, si invoca a Sant'Anna, que la salve de danos. Su mármaro bianco, paraulas lucentes, non vale un branco, sa vida es valentes. Suelto mo esas fronzas de mar, esos filos bien Teresa. Suelto mo esas fronzas de lar, esos filos bien de Teresa.
sera. Un'opportunità di questo genere, io personalmente confesso, con tutta la sincerità possibile, non l'avrei immaginata. Peppino Mereu a Cagliari, in un locale dell'università. Era così innamorato di Peppino Mereu perché Peppino Mereu rappresentava per lui una linea della poesia che si è persa, diciamo così, almeno per certe generazioni e in certi momenti della storia. Una linea di letteratura, una linea di poesia che proveniva direttamente dalla tradizione estemporanea e si nutriva della scrittura. E poi c'era l'impianto morale, l'impianto etico forte della poesia di Mereu, che noi troviamo anche nella produzione poetica di Paolo Pillonca. Peppino Mereu, Omnitreu, che non si piega, Peppino Mereu capace di rinunciare a vantaggi materiali pur di non uscire da quell'altro ideale che era profondamente radicato in lui. Umili Cusarocca, mai del murmurare alto cessato, bello virge fiocca, salvera mia stragare, mai è rosa brocca, smetta le sole dimenticato. C'è Galusè, c'è l'acqua, può anche arrivare il gelo, su Entu, su Frittu, sa fiocca, sa Iddia, che può ghiacciare l'acqua, ma non può seccarla. E con lui abbiamo discusso tante volte di Mereu, in occasioni pubbliche, in occasioni private, e si vedeva che lo adorava. Ma lo adorava anche perché Mereu veniva da una tradizione estemporanea, si era formato in una tradizione estemporanea, e noi sappiamo Paolo cosa ha fatto per la poesia in ottave, per la poesia estemporanea più in generale, durante tutta la sua vita. Aveva l'abitudine sulla questione della misura metrico-strofica e della misura di pensiero, che sono saldate nella tradizione orale. Lui aveva l'abitudine di riferire un'ottava attribuita a Antonio Cuveddu. Antonio Cuveddu, a quanto pare, era stato sfidato da un giovane che è salito sul palco con lui, cioè lui l'ha fatto salire sul palco e in un'ottava gli ha letto la vita riguardo al grande tema della misura. E gli ha detto: pensas que vagas mannas conquistas e aperis que in superbias arlaras, si non misuras primus ucinaras, fages de sa figura plutristas. Appones mente a mie e calmutistas, e dai che prus undischi prus imparas, e bides che sormastro narangoi, innanti pensa bene e nara poi. Questo è un testo, è un'ottava che dice tutta l'importanza della misura, ma non solo della misura metrico-strofica, si non misuras primus ucinaras, ma della misura anche etica. Cioè, avete presente il proverbio nuorese, non t'inchessas dai sabeste, e non uscirsene dal vestito, è in etica, è in poesia, è una grandissima virtù. E Paolo per questo aveva il culto della misura dell'endecasillabo, della misura dell'ottava, perché solo chi sa stare in tretto suoso, diciamo così, solo chi sa stare dentro una misura può avere una vita sociale giusta, equa. Ecco, è una giustezza che è lo specchio di un'idea di giustizia. E credo che Peppino Mereu sia non soltanto un poeta di ieri, che è giusto ricordare oggi anche in un'atmosfera di una qualche tensione emotiva, ma sia invece un poeta di oggi e più ancora un poeta di domani, soprattutto per i giovani che credono nella parità di tutte le terre del mondo, di tutte le etnie del mondo e di tutte le lingue del mondo. Duilio, che cosa dici? Duilio Caocci, prego, raggiungici qui sul palco. Che devi prendere il microfono. Duilio è professore di letteratura italiana e di letteratura sarda nell'Università di Cagliari.
Allora, abbiamo affrontato tanti aspetti di Paolo Pillonca, con Tonino abbiamo parlato, diciamo, dell'aspetto giornalistico e dell'aspetto dello scrittore, abbiamo parlato, insomma, del suo aspetto naturalistico, della poesia delle donne, e credo manchi però un aspetto fondamentale, e anche lì era un grande maestro. Io ho avuto l'onore di conoscerlo proprio in uno di questi frangenti, ossia nei premi di poesia, e Tonino Oppes anche faceva parte di questo premio di poesia. Io mi sono avvicinata e lì ho scoperto veramente un mondo e tante cose di Paolo e della poesia. Ecco, appunto, questo è un altro frangente nel quale Paolo è stato un maestro. Ma è stato, nel contatto che ho avuto io con lui, è stato un maestro da molti punti di vista, questo compreso. Io sono mi bincia da 28 anni. Dunque capite bene che essendo del 42, essendo nato 28 anni prima di me, lui ha iniziato a fare cose in questo campo, nel campo dei premi, ben prima di me. E quindi quando io mi sono affacciato alla letteratura sarda, quando ho iniziato a studiare la letteratura sarda, io avevo già dei pilastri. Ora io sono in molti premi in cui è stato lui, per esempio il premio Zieri, il premio di Bortigali, molti premi che ha anche addirittura inaugurato lui. Lo Zieri no, perché era troppo giovane quando è nato nel 50, Paolo è del 42, il premio è nato lo Zieri è nato nel 56. Ma cosa ho imparato io da lui prima di conoscerlo? E poi cosa ho imparato da lui dopo che l'ho conosciuto nel frangente? È la prima volta che l'hai conosciuto, però. Allora raccontaci la prima volta. Allora, la prima volta in cui ci ho fatto una chiacchierata importante è stato quando Gianni Filippini mi aveva incaricato di fare 2 antologie sui poeti sardi. Evidentemente io dovevo chiamare qualcuno che ne sapesse di poesia sarda e che ne sapesse da tutti i punti di vista. E allora ho chiesto un appuntamento a Paolo, che mi ha cortesemente ricevuto. Sono andato da lui e lui mi ha spiegato intanto una serie di aspetti della poesia che andavano inseriti, e poi su questo ritorno. E poi mi ha spiegato anche una sociologia della poesia, cioè quando ci si avvicina a un campo, quel campo è anche sociologico, fatto di relazioni, di conflitti. Ora, io tutto questo non lo controllavo, perché non vivevo nel campo, ero giovane e non vivevo in quel campo. Allora le esclusioni, il pericolo delle antologie sono le esclusioni, ti frastimano per generazioni a seconda di chi esclude, ti tolgono il saluto decine di persone. Qualcuno in ogni caso. Qualcuno ti ha tolto il saluto? Sì, me l'hanno tolto comunque, ma su quell'esclusione io ero d'accordo con Paolo e dunque quel saluto tolto non mi è pesato tanto. Mi sarebbe pesato molto di più. Ma cosa mi ha insegnato? Cosa ho in mente io quando mi siedo a valutare poesie in un premio? La laicità nel campo letterario di Paolo. Vi dicevo, io mi bincia da 28 anni. Quando Paolo ha iniziato a studiare la gara poetica, buona parte degli intellettuali sardi più in vista, dico Cicito Masala, Mialino Pira, siccome eravamo in pieno piano di rinascita, cosa vedevano nella gara? Vedevano antichità intollerabile. Bisognava svecchiarla quella poesia. Il premio Zieri nasce così, per svecchiare la poesia, fare la poesia in minigonna, si diceva. E cussa in bunnedona fia d'antica. Ma Paolo era uno dei pochi di quel livello culturale, di quel livello, diciamo così, anche politico, morale. Paolo era uno dei pochi che teneva ferma la barra sia sulla poesia in rima, cussa in bunnedona, sia sulla poesia in minigonna. Ora per me è facilissimo, dopo che c'è stato lui, dopo che lui ha dato questo esempio, è facilissimo valutare. Ha tracciato una strada, Paolo, in realtà. Ha fatto capire veramente quanto fossero importanti le gare poetiche. Esatto. Ha fatto capire quanto fossero importanti e quanto fossero moderne mentre accadevano e mentre venivano ritenute un rentaggio di antichità che non si poteva accettare, andava svecchiato, almeno per un certo segmento. Certo che le gare
mentre venivano considerate desuete a metà degli anni 60 da quei gruppi, da quelle elite di ragazzi che avevano studiato a Milano, che avevano studiato fuori, avevano sul palco i mostri. C'era Piras che cantava, cioè c'erano i mostri, e Paolo lo Quelli sapeva. sono versi che ancora oggi leggiamo e che ancora oggi veramente ci arricchiscono. Nel modo più assoluto. Quindi ecco, per dire, per me è facile essere laico in questo campo, perché c'è stato chi lo ha fatto prima di me, di sedersi in un premio e valutare la poesia in rima con la stessa serietà, con la stessa severità con cui valutiamo una poesia, una Rausa in minigonna, una poesia moderna in metrica libera, eccetera. Questo è uno degli aspetti più importanti. Poi certo anche la serietà della valutazione. Paolo non sottovalutava nessun poeta, aveva la stessa posa, la stessa gravitas, la stessa severità, sia quando studiava i grandi maestri del palco, sia quando studiava un poeta che aveva individuato in un qualunque paese della Sardegna. Questo è un altro insegnamento che ha un versante letterario, ma anche un versante morale, e anche un versante politico, insomma, diciamo. E tutto questo per me è oro, mi rende la mia vita infinitamente più facile. E anche le mie valutazioni estetiche infinitamente più facili. È stato veramente un grande maestro, Paolo. Grazie. Un applauso. Grazie. Grazie Duilio. Grazie a voi. Non scappare. Grazie ad Azzara. No, io ormai ho imparato. Vieni qua. Ho visto che gli vieni. altri si allontanavano impunemente, io resto perché voglio il regalo. E certo, è il vino di Azzara. Grazie. Hai un Fradile sdannata qui, che anche, facciamo anche un applauso a questo vino, perché questo è Il vino dei il nettare di Fradiles. Azzara, la grande, del grande Ma Paolo. toccai a Dubuffai in onore di Paolo. Grazie a voi, grazie Lucia e grazie ad Azzara per questa bella occasione. Grazie. Due cose sul brano che farò però. Due cose sul brano che farò, perché è un brano molto particolare, cioè il rapporto del sardo con la giustizia non è mai stato così idilliaco, no? Paolo scrisse questo testo molto ironico su un poveretto che, sai, c'è stato un periodo in cui i pentiti funzionavano molto, no? E quindi ti hanno fatto proprio bastava pentirsi. E questo racconta, no, la storia di questo Ioanne Logonzu, che pare insomma, che il pentito avesse visto che l'aveva ucciso Tizio, e quindi Tizio si è fatto un po' di anni di galera pur essendo innocente. E quindi lui recupera, Paolo, un vecchio proverbio che era sull'eppere, no, fino a prosuleppere ad abbennere su tempo schiaccarro la natennere, no? Anche per la lepre verrà il giorno in cui la prenderanno col carrabui, cioè, la giustizia sarà molto lenta ma arriva, capito? Sull'eppere a carro. Piero Marras. Annato su penettili a Ioanne Logonzu, l'amor tu beppe in strada in masone, su zui che la cretino, su brasso desti monzu, e Beppe che la cava in presone. Posti di isolamento, a sud dibattimento, ne vestito innocente che anzone, fida atteso esorbios, 3 euros atunzos e stios. Ma fino a spro sulle da vendere, sul puschi a carrolana tende, ma fino a spro sulle da vendere,
Sindaki narangai dava tento vicinos quizá cartuchas uno a skimbikentos non vos proedas mai de cantar esos himnos de rebelía puras y tormentos. So Deus su Signore, su Zui che istruttore de vos mostros comandamentos. Fagide avizos bonus, casomere de lampos e de trus. Ma finas pro sulle perada venere, sul tempus chi a carrulana venere. Ma finas pro sulle perada venere, sul tempus chi a carrulana venere. Ma finas pro sulle perada venere, sul tempus chi a carrulana tenere. Ma finas pro sulle perada venere, sul tempus chi a carrulana tenere. Ma finas pro sulle perada venere, sul tempus chi a carrulana tenere. Ma finas pro sulle perada venere, sul tempus chi a carrulana tenere. Ma finas pro sulle perada venere, sul tempus chi a carrulana tenere. Era un divertimento, era una sorta di... Prego, ma insomma, bello, il testo era molto ironico, per cui va bene, insomma. Siamo in chiusura di questa serata. È stata velocissima, Hai visto? intensa, emozionante, grazie anche al pubblico attento e assolutamente partecipe. Quindi un applauso al pubblico di Azzara e del territorio. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri ospiti, grazie perché veramente abbiamo raccontato, ho provato a raccontare Paolo grazie a voi, grazie a Duilio Caocci, grazie a Domenico Ruiu, grazie ad Anna Cristina Serra, grazie a Tonino Oppes e grazie a Sabina Corriga, grazie di cuore. Semide è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. La realizzazione è a cura del Comune di Azzara in collaborazione con Domus Deianas, Piero Marras Projects e Amus, Associazione Musicale Sarda, con il patrocinio del Comune di Villanova Monteleone e di Silanus. Un ringraziamento speciale all'assessora Ilaria Portas e un ringraziamento all'onorevole Roberto De Riu per l'interessamento. Grazie. Però fermi. Vuoi fare? Sì. Fermi perché abbiamo iniziato con la musica e chiudiamo con la musica. Piero Marras. Io che saco sempre in movimento e brutti scude ne pruse scontento a fora a fora su casa
caso fresco e tosto, un rusori che m'hanno bana a posto a fora de Saianna, a fora de Saianna, a fora, 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 luogo in mare. Non lo si scurte, si ti chiaman frate mio, nara corazzo e nara l'ischino, muoia si schino che soffrore si sciare, fa che corazzo e nara l'ischino, sto solo nel voletto su un'inchirca, devo dosmela e figu murisca fora de Saianna, a fora de Saianna, a fora, 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 luogo in mare. Hanno suonato con me stasera Gianluca Gadau alla chitarra, Federico Canù alla batteria, Stefano Mantagliati al basso, Manuel Rossi Cavizza alla fisarmonica, Roberto Puzzu alle tastiere, fonico di palco Jimmy, il grande Jimmy che è nascosto, ciao, ciao, e tutta l'attrezzatura qui del grande Antonello Testoni. Grazie ragazzi, grazie di cuore. A fora de Saianna, a fora de Saianna, te che non te. A fora, 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 luogo in mare. A fora de Saianna, a fora de Saianna, fora, 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 luogo in mare. Perché? A fora de Saianna, a fora de Saianna, fora, 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 ballogu in mare. Quando vivo sa canzone.